Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi 1 giugno, mercoledì. Comincia la seconda fase del programma di ripopolamento di vongole e camelea gallina nei compartimenti marittimi del Veneto, che consiste nella traslazione della risorsa dal compartimento di Civeitanova Marche. Oggi, infatti, a partire dalla banchina del punto di sbarco di Punta Poli cominceranno le operazioni di riallocamento della risorsa, che verrà caricata a bordo della motonave Bivalvia Prima per essere poi allocata davanti al litorale di Sottomarina e di Isola Verde. Seguiranno le operazioni il personale dei Cogevo e faranno da supervisione alle stesse il personale tecnico-scientifico dell'Istituto di Ricerca Agriteco di Veneto Agricoltura e dell'Università degli Studi di Padova. Eventuale supporto a livello logistico sarà dato da altre 2 vongolare, la Nonno Renzo e l'Acapulco Seconda. Il titolo del progetto di legge proposto dalla consigliera Erika Baldini in Regione è Istituzione del servizio di pedagogia e di psicologia scolastica per la promozione del diritto all'educazione e allo studio, per l'innovazione didattica e il benessere della persona, e va a superare quella proposta dalla maggioranza che parla solo di supporto psicologico. Un progetto pensato con l'ausilio di educatori e pedagogisti, il cui intento è di dare supporto ad alunni, insegnanti e famiglie che stanno pagando le conseguenze di 2 anni di pandemia, con conseguente didattica a distanza e distanziamenti, una situazione che ha avuto un impatto devastante a tutti i livelli scolastici. Da un'indagine risulta che 9 studenti su 10 soffrono di ansia e di stress. Come afferma la Baldin, obiettivo della task force che abbiamo ideato sarà quello di promuovere la competenza emotiva, cognitiva e relazionale di tutta la comunità scolastica, rafforzando la collaborazione tra scuola e servizi territoriali. L'avvocato Luca Fogo per l'ennesima volta è riuscito a difendere alcuni pescatori di vongole veraci da accuse apparentemente infondate con argomentazioni che non potevano lasciare dubbi sulla condotta degli accusati. I capi di imputazione questa volta erano pesantissimi, dal danneggiamento dell'ecosistema che sarebbe avvenuto con lo strumento usato per la raccolta dei molluschi alla resistenza pubblico ufficiale che sarebbe consistito nella fuga del pescatore alla vista dei finanziari. Una fuga che sarebbe stata descritta ad altissima velocità con repentini cambi di rotta, mettendo a rischio l'incolumità degli stessi finanziari, questo a bordo di un barchino con un motore con potenza di molto inferiori rispetto a quello delle forze dell'ordine. Il pescatore avrebbe violato anche altre disposizioni, trasformando il barchino in barca da pesca senza le necessarie autorizzazioni. Le accuse sono cadute una a una, il danneggiamento del fondale non è stato provato e il motore del barchino non avrebbe mai permesso una fuga rocambolesca come quella descritta.
Un'accusa rimasta salda al suo posto, quella di pescare a Fusina, dove è divieto. Per le sanzioni amministrative le accuse sono state giuste, sono state elevate giuste sanzioni, ma per le accuse che avrebbero portato il processo in sede penale, quello si è potuto evitare. I fatti risalgono al 2017 e il giudice ora ha disposto il dissequestro di ciò che allora era stato posto sotto sequestro. Questa mattina alle ore 10 ci sarà un incontro il cui tema sarà la presentazione del Cristo di San Domenico, storia, esegesi e risonanze. La sede sarà Palazzo Grassi e vedrà la presenza del sindaco e dell'assessore alla cultura Elena Zennaro, che farà da mediatrice tra gli interventi di Monsignor Tessarollo, Monsignor Marangon e l'artista Margherita Turazza, che più tardi, verso mezzogiorno, inaugurerà la mostra Opera del Cristo di San Domenico alla Galleria d'Arte G1 in Calle San Giacomo a Chioggia. A quest'ultima si potrà accedere fino al 15 giugno. Sembra che i pescatori abbiano deciso come manifestare il proprio malessere dopo la manifestazione clou fatta portando quasi una cinquantina di unità da pesca nel canale della Giudecca a Venezia. Dopo riunioni e riunioni in cui è stato difficile accordare appartenenti a un settore che ha tante sfaccettature diverse, una delegazione di pescatori andrà a Roma sperando di essere ricevuti dal ministro del MIPAF, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Patuanelli, e una quindicina di barche andrà invece a ormeggiarsi davanti alla Capitaneria di Porto a Vigo, in accordo con gli ufficiali del comando. Le petizioni fatte dal settore hanno l'appoggio di tutte le istituzioni, locali e regionali. I fondi arriveranno, sono già predisposti, ma ciò per cui adesso la Marineria sta alzando la voce è richiedere che i fondi vengano erogati in tempi brevi, a partire da quelli per il Covid, e a ciò che spetta della prima tranche dei 20 milioni di euro che sono stati messi a disposizione per la pesca, 15 milioni, e per l'acquacultura, 5 milioni. Per dare una boccata d'ossigeno, i fondi messi a disposizione vanno erogati a breve. Fino ad ora chi ha fatto sentire la propria voce sono stati gli armatori che hanno cercato di portare alla luce la necessità di tutelare i propri marinai. In tutte le riunioni che si sono tenute, il punto CISOA e il punto Cassa Integrazione in Deroga sono stati portati a tutti i livelli proprio dagli armatori che si riconoscono come padroni della barca, ma che nella quasi totalità dei casi lavorano a fianco dell'equipaggio e non possono fare a meno di notare quante mancanze normative ci siano a tutela dei marinai. Quella che lavora in barca è una grande famiglia dove l'equipaggio è fondamentale e la mancanza di uno dei membri può costringere l'unità da pesca a non uscire in mare per il mancato raggiungimento del minimo tabellare. Ogni barca cerca di avere cura del proprio equipaggio, ne conosce l'importanza. Le quote che spettano ad ambo le parti, armatore e marinai, vanno divise dal ricavo al netto delle spese e più cresce il gasolio, più crescono le spese, più calano le quote. Gli armatori quindi hanno portato anche le istanze dei marinai su tutte le sedi in cui hanno avuto accesso. Nei prossimi giorni i lavoratori imbarcati avranno un incontro con il sindaco, i sindacati e l'assessore regionale alla pesca, Cristiano Corazzari. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 1 giugno, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!